Siamo giunti alla terza corsa del programma bolognese, ancora cavalli di 3 anni, questa volta sul doppio chilometro, 1 Frankie Bright, 2 Francie Indal, 3 Floyd, 4 Francisca Cis, 5 Freccia Light, 6 Falcon Baldone, seconda linea, 7 Facsimile. Pronostico che vede Freccia Light favorita, Carmine Piscuolio in sediolo, numero 5 dello schieramento, macchina che stacca la velocità di Francisca Cis, che va a condurre al suo esterno subito Freccia Light che ottiene strada. Terza posizione per Francie Indal che precede Frankie Bright, poi più indietro Facsimile, intanto i primi 215,6 con in coda Floyd che ha avuto un'incertezza. E così tutti in fila indiana dopo il primo quarto di gara completato in 32. Freccia Light conduce, Francisca Cissi in seconda posizione, Francie Indal e Frankie Bright seguono. Intanto il mezzo miglio se ne va in scusate, 600, il 48,8, quindi andatura decisamente ridotta, e tutti comunque in fila indiana all'altezza degli 800, con la mossa però di Frankie Bright che progredisce gradualmente e avvicina Francisca Cis sulla piegata che porta al completamento del chilometro iniziale che Freccia Light percorre in 1:21,5. E siamo al secondo passaggio davanti alle tribune, fra un po' inizia l'ultimo giro con Frankie Bright che va a premere su Freccia Light. La seconda pariglia è formata da Francisca Cis e Falcon Baldone, mentre anche Floyd si è ricongiunto e segue, lasciando in coda Facsimile. Parziale ora più svelto, 15,2 per la testa, all'esterno rimane comunque Frankie Bright, Francisca Cis in seconda posizione, dalla coda prova a muovere Floyd in terza ruota, ora paletto dei 400 superato con parziale in 14,8, Frankie Bright rimane lì, a contatto anche Francisca Cis, avanza Floyd in terza corsia, cavalli al completamento della piegata con sempre leader Freccia Light nei confronti di Frankie Bright, poi Francisca Cis retta d'arrivo con Freccia Light in vantaggio, Freccia Light attaccata da Frankie Bright, Frankie Bright insiste nella sua offensiva nel finale, praticamente 3 cavalli sulla stessa linea con Freccia Light che forse riesce a salvare qualcosa, ma è una foto con Frankie Bright, poi all'interno c'è anche Francisca Cis che sprinta. L'impressione è che ancora il numero 5 Freccia Light riesca a mantenere un minimo di vantaggio su Frankie Bright e Francisca Cis. Rivediamo qua le immagini strette, sì, il margine dovrebbe essere rimasto, un piccolo margine di vantaggio, e ci viene mostrato ora anche dal fermo immagine la vittoria per il numero 5 di Freccia Light che si salva da Frankie Bright che dovrebbe essere secondo, mentre al terzo è Francisca Cis, tutti in un fazzoletto comunque. La vittoria però per Freccia Light, Carmine Piscuolio in sediolo, il training di Marco Bortolotti per la scuderia Narici Infuocate.